Bademanna, questo è il luogo che sarà il paesaggio ideale di una dimensione bellissima che nasce dal cuore. Queste voci che canteranno, queste voci che apriranno una riflessione su quanto è accaduto e su quanto ancora accade, ma con uno sguardo diverso, con un sentimento di riconoscenza nei confronti davvero di questi tanti operatori, volontari che si sono dati un grande affare per proteggerci, per difenderci. Io so che tu sei già intervenuto e hai detto delle cose, però mi piace molto l'idea che sia partita da te questa iniziativa, perché sei anche un artista. L'artista secondo me ha sempre questa capacità di vedere le cose, di saperle osservare e di guardarle con una prospettiva diversa, e quindi non è un caso che sia tu il promotore di questa iniziativa. Che cosa possiamo dire ancora a chi ci guarda? Qual è la speranza che noi abbiamo per il futuro? Ma la speranza è che, ripeto, dicendo grazie a queste persone che veramente ci hanno dato assistenza, troppo spesso purtroppo perdendo anche la vita nel loro lavoro, è il fatto che non ricapiti mai più, logicamente. Quindi prendendo segnale, soprattutto prendendo speranza da quello che è successo prima, sperando che non capiti più, usando tutte le precauzioni, quindi siamo qui anche noi in questa serata di, tra virgolette, di gala, come la possiamo chiamare, però sempre tenendo presente che dobbiamo rispettare quelle regole affinché tutto questo non succeda più. E allora vi aspettiamo, seguite questa iniziativa e date voce anche voi al cuore di tutti.